Ciao ragazzi, stanotte ho fatto un sogno molto strano. Ero come immerso nell'acqua, sorridente, festoso, come se fossi stato ai Caraibi. Però una voce mi diceva Lessinia, Lessinia, Lessinia. Allora mi sono svegliato e ho detto, quasi quasi vado in Lessinia, vado a fresco, devo andare alla fonte di quel sogno lì. Dunque, cappello, zaino e bastone li ho. Mi manca solo la roba più importante. Però... Questa è una scarpa che è stata studiata per l'avvicinamento al trekking, perciò è uno scarpone che tira dentro te che stai da Dio. Lei è impermeabile perché la ha su membrana, la ha una ghettina che è di protezione per i sassi durante la camminata nella strada. Cammino fin domani. Fin domani senza avere problemi. Posso provare? Provare sicuramente. Lessinia, aspettami, arrivo! Stefano, guarda che te dismetterà le scarpe, niente, mi tocca vendere neanche queste qua. La Valle delle Sfinge, a mio avviso, è uno dei luoghi più emblematici della Lessinia, perché ne racconta in sintesi la storia geologica. Pensate, milioni e milioni di anni di azione erosiva lenta ma continua dell'acqua, del ghiaccio, della neve. È stato questo a dare alla roccia la forma e la bellezza che vedete oggi. Il nome richiama soltanto, così evoca soltanto le statue egizie, ma qui l'uomo non ha fatto proprio nulla per arrivare a questa bellezza. Ed è un unicum, perché con formazioni come queste si trovano qui e poco lontano, ma sempre qui in Lessinia. E c'è al limite un richiamo della terra irlandese e di pochi altri luoghi al mondo. Si può vivere la bellezza del silenzio, o meglio, il silenzio della bellezza. Sono tutti monumenti naturali, ragazzi. Quindi quando venite in questi posti, mi raccomando, rispetto. Facciamo le foto, ammiriamo i panorami, non lasciamo rifiuti e poi portiamoci il ricordo nel cuore a casa. Io vado avanti. Ditemi voi se è poco bello. Del resto la Lessinia è la Lessinia. E adesso vado a trovare un amico che mi sta aspettando al rifugio Lausen. Ancora un po' di strada, dai, ma varrà la pena, vedrete. Venite con me. Ma la Lessinia è soprattutto persone, va bene? Paesaggi vanno bene, le contrade va bene, l'amenità di tutto questo, ma alla fine quello che fa accoglienza sono anche persone come Danny, che non è veronese, è trentino, ma nessuno è perfetto del resto. Ma cosa fa un trentino qua? Ho gestito per 18 anni un rifugio che era altissimo sulla catena del Baldo, posto meraviglioso, e poi non ero più felice lì, non era più casa mia quel posto lì, e ho chiesto al mondo un altro rifugio, e in cima alla lista, in cima, prima di tutto c'era la bellezza. Sono arrivato qua e mi sono innamorato. Ma qua ne hai trovata di bellezza? Tanti. Cos'è che hai trovato in più? Qual è secondo te il valore aggiunto anche da uno esterno che non è veronese? Cosa hai trovato di così speciale al di là del paesaggio? Ho trovato persone che amano questo posto, persone che amano
la bellezza di questo posto qua. E allora, se lo amano chi ci vive qua sempre, che lo conosce nei minimi particolari, per noi che veniamo da fuori, che lo conosciamo un pezzettino da poco tempo, e sono 3 anni che sono qui, vuol dire che è proprio bello, che è pieno di anima. La Lessigna ha anima, e in effetti una delle cose che mi ha stupito tantissimo sono stati i racconti delle favole, il bivio delle fate. Qua sotto c'è un bivio dove, questi sono dei geni, non mica gente così, gli uomini che passavano di lì venivano derubati e violentati dalle fate, perciò tornavano a casa. Se no puttanati? No, qui metterai un beat. No, sono stato derubato e violentato. Dei geni, dei geni! Dalle fate, robe da Lessigna. Chissà perché è la prima roba che ti impara. Vabbè. Ciao Danny. Ciao. Prosegue il mio viaggio. Grazie, ciao, buona caro. passeggiata. Ciao. E poi ci sono le contrade, questi scrigni di socialità diffusa, una socialità povera, un tempo sparpagliata su tutto il territorio della Lessigna, ma con dei connotati unici, a partire dall'architettura, con l'utilizzo di quella pietra della Lessigna che ha reso la Lessigna stessa una delle zone più studiate dal punto di vista proprio dell'architettura e del design paesaggistico. E alcune di queste contrade, soprattutto in tempi recenti, sono state recuperate, ed è una cosa questa che appassiona davvero tantissime persone, o persone che ritornano dopo aver trascorso la vita altrove, oppure gente come Fabrizio Corso, eccolo qua, che ha fatto dell'amore per la Lessigna una ragione nuova di vita. Questa contrada non era così quando siete arrivati qua, vero? No, era completamente diversa, era una contrada destinata a morire. Ci vivevano solo 3 anziani, non c'era l'acqua potabile, solo la fontana che avete visto qui quando sei arrivato, e quindi era praticamente con questi anziani qua che avrebbero lasciata a breve, e sarebbe stata abbandonata. E voi perché l'avete recuperata? Ma noi, la nostra idea era quella di trovare un posto vicino a casa, noi abitiamo giù vicino a Verona, dove passare i weekend, passare l'estate al fresco, con all'aria pulita, per rilassarsi, eccetera. E quindi cercavamo una casetta. Da quella casetta lì che cercavamo, e praticamente in 20 anni, perché siamo partiti nel 2000, abbiamo trovato questa casa nel 2000, più che la casa, cioè siamo arrivati in febbraio a vedere. Qui in febbraio non è proprio, diciamo, il mese più appetibile. Il mese più appetibile, però abbiamo visto il paesaggio, abbiamo visto la scenografia, ce la siamo immaginata come avremmo potuto farla diventare, ed è 20 anni che ci lavoriamo. Oggi questa contrada, nel loro caso, è diventata un bed and breakfast che porta il nome di un'altra dei baluardi culturali della Lessigna, ovvero i cimbri, perché si chiama la via dei cimbri. Esatto. E questo, Fabrizio? Allora, questa qua è una hot tub, noi la chiamiamo una tinozza scandinava, viene dalla Lituania. Praticamente ci si fanno i bagni, diciamo, a temperatura sui 40 gradi, ci si va dentro, ci si siede e ci si rilassa. E tu mi stai parlando in generale, ma non è che adesso Sepol concretamente... Come no, io l'ho preparata oggi per un ospite di... Lo sapeva, che il mio sogno che aveva un senso. Allora mi preparo, mi tuffo, via! E naturalmente non deve mancare il cocktail, mi pare da essere ai Caraibi. Chi è che l'ha fatto questo? Mia moglie Marzia. Quindi è un sogno per due questo. Certo.
Ma adesso dentro a 40 gradi quanto tempo bisogna rimanere? 20 minuti, 20 mezz'ora, minuti. sì, poi fate una bella doccia gelida. Non sono sicuro che tra 20 minuti sono fuori, non sono sicuro. Grazie a Gronel per avermi dato la possibilità di raccontare delle cose straordinarie. Ma tornerò presto in Lessinia e tornerò anche a quota più perché il bagnetto dopo la passeggiata è dove. Certo. Cin cin. Ciao ragazzi, venite in Lessinia. Salute. Ciao a tutti. Finite. E mi dopo spero.